Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. Antonino, a te la linea. Grazie cara Castellana Sveva, stavate inseguendo qualcuno o qualcuno vi inseguiva? Avete appena ascoltato Oliver Onions, Gangster Story 1973, dal film La polizia incrimina e la legge assolve. Poi manca a farla apposta, sto pezzo ci sta con le ultime notizie di agenzia di stasera. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera.
Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 931 del giovedì 6 di febbraio e l'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete i Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, vi perdete gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molta altra bella robina ancora. Quindi radiolibertà.net is the place to be, mi raccomando. Coordinate a cui incrociamo 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, 029294 7222 quando lo dirò io. Ma adesso Sveva, se sei pronta con diritto e rovescio, arriva lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Vai! Il Vietnam è un paese comunista di stretta osservanza dove non esiste la libertà di stampa e dove, anche se esistono dei media formalmente privati, sono editi da società che comunque fanno sempre sotto il controllo diretto dello Stato dittatoriale. Quindi tutti debbano obbedire alla censura del partito. Ma adesso che è stato nominato segretario del Partito Comunista Vietnamita il duro To Lam, è stato deciso di applicare un altro giro di vite contro la relativissima libertà di stampa. La cura sarà da cavallo. Entro la fine di quest'anno, infatti, saranno soppressi 180 organi di stampa e saranno licenziati in blocco 8.000 giornalisti, così imparano. Le 13 televisioni che sono operanti sempre sotto il controllo pubblico saranno ridotte ad una sola, con il licenziamento di altri 1.000 dipendenti. Il premier Phan Minh Chinh, commentando la risoluzione numero 18, ha detto che per avere un corpo sano qualche volta è necessario prendere una medicina amara. Questa mannaia è normale in un paese comunista. Ciò che non è normale è che questa clamorosa notizia in Italia non sia stata pubblicata da nessun media nazionale, ad eccezione di Italia Oggi. Vuoi vedere che da noi vige l'autocensura? Parole sante, quelle del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, con il suo diritto e rovescio. Le 18, 20 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e in particolare tra poco dovremmo riuscire a entrare in contatto con la senatrice Erika Stefani, anche se abbiamo qualche problema col telefono. Nel frattempo io vi do un po' di aggiornamenti con le agenzie perché naturalmente vi dicevo abbiamo cominciato con la polizia incrimina, la legge assolve. Giudicate un po' voi cosa sta succedendo qui. Siamo sull'Ansa, caso Al-Masri, denuncia all'AIA sull'operato dell'Italia, fonti del governo, nessuna indagine aperta. Avvenire, il fascicolo avviato dopo una denuncia di un cittadino sudanese. L'Eurocamera ha inserito in calendario per l'11 febbraio a Strasburgo un dibattito sulla Corte internazionale di giustizia. I 5 Stelle porteremo il caso Tajani, bisognerebbe indagare la Corte. Qui sta diventando che ora ogni mattino chi si alza denuncia l'Italia. Ancora il fisco, taglio dell'IRPEF in qualche settimana, la sorpresa a Pasqua. Poi giornalisti e attivisti denunciano, noi spiati, Paragon, creatrice dello spyware Graphite, ha interrotto i rapporti con l'Italia, aveva contratti con intelligence e agenzia di polizia. Alla stazione di servizio Viverone Sud, lo avete sentito probabilmente questo pomeriggio, poliziotti feriti a martellate, un agente spara all'aggressore. I dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, intelligenza artificiale, boom del mercato italiano, più 58%. Il Politecnico di Milano, il 99% ne ha sentito parlare, il 59% delle grandi aziende ha un progetto, ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento.
Ed ecco qua la senatrice Erika Stefani, buonasera, bentrovata. Sì, buonasera, ciao a tutti, buonasera. Allora, senatrice, noi abbiamo cominciato con la scena di un inseguimento da un poliziottesco del 73, la polizia incrimina, la legge assolve. Ieri c'è stata l'informativa su Franco Nero. Al-Masri, a lei è venuto da pensare a una cosa del genere? Soprattutto, mi pare che qua lo sport sia diventato ogni giorno denunciare l'Italia, che è successo? Ma no, ma faccio fatica a pensare a quel film, al titolo del film. Non è che qui la polizia arresta e la magistratura assolve. Qui intanto stiamo parlando di un tema che è molto complicato sotto il profilo proprio tecnico. La normativa che riguarda la materia è una normativa molto complessa e ne è prova il fatto che su questo accadimento, che giusto per spiegare ma veramente molto brevemente a chi ci ascolta, cos'è accaduto? È accaduto che da quello che è anche emerso dall'informativa fatta dai ministri della giustizia Nord, il ministro degli interni Piantedosi, è emerso che questo soggetto era, diciamo, supervisionato già da tempo, cioè era già comunque controllato, ma la Corte Penale Internazionale, Corte dell'Aia, che persegue i crimini di guerra, non aveva ancora emesso un mandato di arresto, non aveva ancora dato nemmeno un alert, che lo chiamano questa nota di diffusione, si chiama rossa. Non c'era nemmeno una nota di diffusione. Questo soggetto era attenzionato. Accade che quando entra in Italia, nella stessa giornata mi pare che era 18 di gennaio, nella stessa giornata c'è questa nota di diffusione blu dell'Interpol, che non significa arrestatelo, resta per tutta la giornata, solo alle 10 di sera scatta, diventa rosso. Parte la Polizia di Stato, individua il soggetto, alle 3 di notte scatta, nel senso che viene validato l'ordine di arresto, la polizia esegue. Sotto questo profilo è emersa una Polizia di Stato assolutamente pronta. Accade che questo arresto passa per competenza alla Corte d'Appello di Roma, ciò che è previsto anche nella normativa anche internazionale. Che cosa dice il magistrato? Dice la competenza a trattare della materia è solo quella del Ministro della Giustizia, poiché l'arresto non è avvenuto, praticamente, scusatemi l'espressione per chi mi ascolta, sì, che è avvocato esperto, mi manderanno via, però dicono l'ordine d'arresto non parte dal Ministero, ma viene eseguito direttamente dalla polizia, è invalido, lo libera. Nel momento in cui viene liberato, lo viene a sapere immediatamente il Ministero degli Interni. Il Ministro degli Interni, sapendo che l'individuo è un individuo comunque pericoloso, è un individuo che è stato incriminato di crimini tra l'altro ferocissimi e che comunque all'interno della Libia viene comunque visto come una figura anche di riferimento, teme che la permanenza in Italia del soggetto possa essere un pericolo anche per gli italiani, e decide quello che si chiama meramente, che funziona anche per tutti coloro che sono soggetti pericolosi stranieri, si chiama espulsione. E Piantedosi cosa fa? Lo espelle. Trattandosi di individuo pericoloso, teme che possa essere imbarcato su una nave insieme con altre persone, in un aereo insieme con altre persone, in un treno insieme con altre persone, dispone un volo militare, come accade anche per altri soggetti, lo riporta in Libia. Ne viene fuori una bagarre su questa tematica di chi è la colpa, chi non è la colpa, si doveva, non si doveva fare, ha fatto bene, non ha fatto male la Corte d'Appello, è vero che il ministro doveva o non doveva rispondere. Ecco, sinceramente, dalla lettura di varie opinioni espresse da giuristi, non voglio dire dell'ultimo, voglio dire laureato in legge che si avventura a esprimere pareri, ma di illustri giuristi
professori, magistrati, coloro che magari esprimono la loro opinione sul mondo giuridico, non sono arrivati a una identica interpretazione di queste norme. Cioè, veramente abbiamo visto sul panorama della discussione nella società civile delle opinioni completamente difformi. Chi doveva fare, chi non doveva fare. Nel frattempo accade cosa che solo in Italia succede, parte una denuncia da parte di un PM che decide, cioè no, la denuncia non è del PM, il PM decide di procedere, questo PM che si chiama Law Boy, che è procuratore capo di Roma, decide di iscrivere la notizia di reato, parte un procedimento nei confronti di Ministro Nordio, Ministro Piantedosi, Sottosegretario Mantovano, Presidente del Consiglio Meloni, cioè praticamente vuol dire un terzo del governo sotto indagine. È chiaro che per l'informativa, anche perché anche il Parlamento diceva venite cari ministri a spiegarci cos'è successo, hanno atteso il giusto tempo, perché nel momento in cui è arrivata la comunicazione, l'informazione che era aperta l'indagine, è chiaro, il giorno dopo dovevano fare l'informativa. Anch'io da avvocato avrei consigliato a tutti un attimo, prima bisogna guardarsi un po' il tema prima di andare a parlare. Vengono l'informativa siamo restati anche noi veramente allibiti, perché il ministro Nordio cosa ci viene a dire? Viene a dire che il mandato di arresto che è stato disposto niente meno che dalla Corte Penale Internazionale, ad avviso del ministro, era un atto viziato. Mancavano dei dati, mancava la possibilità di individuare correttamente quelle che erano le fattispecie criminose, tant'è che cos'è che fa la stessa Corte Penale? Dopo 5 giorni dall'emissione di quel mandato di arresto ne emette un altro in correzione del primo. Dice il ministro Nordio, con ciò confermando che il primo mandato era irregolare. Dice il ministro, io sono un ministro, non sono un mero passacarte, quando mi arriva il mandato d'arresto non posso eseguirlo sì che et simpliciter, come si dice, cioè semplicemente così a notarile, diciamo, no? Ma dice devo fare un sindacato, devo fare una verifica. Io dico, fatta la verifica, io dico, il mandato non era corretto. Quindi qui ne è nata una questione non da poco fra ovviamente quella che è anche la Corte Penale Internazionale, l'Italia, il governo, la magistratura. Diciamo che non è un periodo molto facile. No. Poi tutto viene letto e interpretato, perché allora è ovvio che parte poi il sospetto, ma allora la magistratura è partita perché forse il governo Nordio vuole questa separazione delle carriere che è così invisa a parte della magistratura, e quindi tutto viene letto così. Io dico solo, signori, che se non viene data un po' di calma e equilibrio su questi temi, diciamo che non si risolvono. Ecco, se non ci si parla, se non ci si confronta, è anche difficile risolvere. Però Nordio, nel suo intervento molto veemente alla Camera dei Deputati, dice non state, si rivolge all'amministratura, non state alimentando una serenità nei rapporti tale da poter avere anche un dibattito sui temi che riguardano anche la riforma della giustizia. Io qui per certi versi riporto anche a beneficio anche di quelli che ci ascoltano un po' degli elementi per cercare di capire quello che è accaduto, ma credetemi, siamo in un panorama abbastanza per certi versi preoccupante, perché su un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, come dice il ministro Nordio, un mandato d'arresto irregolare, addirittura nullo, dice il ministro, insomma. Ecco, siccome sta parlando tra l'altro un ex magistrato quale il ministro Nordio, e lei invece è un avvocato con una più che rispettabile carriera, quindi come potete immaginare sono espressioni che non sono baggianate, sono pienamente fondate, sono valutazioni che hanno chiaramente le loro più salde ragioni giuridiche. Questo lo diciamo per quelli che poi ripetono a pappagallo e hanno fatto scappare lo stupratore. E più che non fatto scappare, nessuno l'ha fatto scappare, è stato espulso. Cioè, ma come accade a qualsiasi straniero in Italia che crea delle situazioni di pericolo all'ordine pubblico e per cui se ne dispone
l'espulsione proprio per ragioni di sicurezza. Io penso che dall'interpretazione di quello che è accaduto, una conclusione è comunque, a mio avviso, inequivocabile ed è chiara. I due ministri hanno comunque agito in circostanze comunque particolari, perché ripeto, un mandato d'arresto che viene ritenuto nullo, insomma, è una cosa anche abbastanza particolare, no? E Sì. comunque hanno guardato a tutelare soprattutto la sicurezza, quindi hanno disposto immediatamente l'allontanamento in modo che non ci possano essere conseguenze o pericoli, ecco. Il ministro Piantedosi ha sottolineato durante gli interventi sia alla Camera che al Senato e dice: non abbiamo avuto pressioni, non ci sono state, insomma, praticamente ha detto: non pensate che ci sia il complotto, l'accordo sottobanco, che ne so, con governi stranieri per fare un'operazione. Ecco. Senatrice, io la voglio ringraziare per la sua chiarezza, anche perché sta diventando anche abbastanza stucchevole sentire certe uscite da parte di varie figure dell'opposizione. Io raccolgo il suo intervento, la ringrazio e la ringrazio soprattutto. Posso Prego. solo approfittare dell'occasione solo per Sì. dire, perché penso che occorra, come si dice, est modus in rebus. Io nell'intervento che ho fatto al Senato, che ha cercato di non andare sotto i profili tecnici, perché voglio dire, a noia non si capisce niente, voglio dire, e non si raggiunge nemmeno il risultato, però ho voluto sottolineare un fatto. Allora, non si può fare, ma lo dico per tutti, l'opposizione fine a se stessa. L'opposizione va fatta, ma ci sono dei motivi per fare anche opposizione, su tanti argomenti, e vedo che l'opposizione che abbiamo oggi in Parlamento su tanti temi tace, ma non lo so nemmeno il perché, o perché non se ne accorgono, perché non gli interessa, e su questo invece ha alzato assolutamente i toni. Ma nel momento in cui tu comunque screditi le istituzioni, cerchi di distruggere le istituzioni, tu non fai il bene del paese. Perché adesso non è che l'istituzione debba essere difesa tout court, non è che ovviamente la politica è fatta di individui, se l'individuo sbaglia deve essere ovviamente penalizzato sotto il profilo eventualmente legale, sotto il profilo elettorale, ma non che si vada a distruggere e mettere in dubbio tutto e tutti, perché altrimenti in un sistema simile anarchico non vince il giusto, vince il tiranno. Questo ce lo diceva ancora Platone, perché l'avesse letto sull'8° libro della Repubblica, dove parlava quando un popolo si trova ad avere dei coppieri che versano troppa tanta giustizia libertà quanto ne vuole, che ora nessuno più rispetta, in quel clima lì e lì ne nasce la mala pianta della tirannia. Una mala pianta, che è la tirannia. Grazie a voi tutti. Senatrice, al piacere di risentirci presto, speriamo per cose meno gravi di queste e meno contorte di quello che l'opposizione sta montando in questo paese. Grazie. Grazie a voi tutti. Sigla e poi è Qui Parlamento. Adesso. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In realtà non tutte sono delle vere e proprie teorie, alcune infatti sono delle riflessioni. Partiamo da una molto famosa, che è la teoria di Sapir-Whorf, un'idea rivoluzionaria che mette in discussione il nostro rapporto con la lingua. La teoria ha ispirato anche un famoso film fantascientifico che si intitola River.
Secondo questa teoria, il linguaggio che noi parliamo non è soltanto uno strumento per esprimere i nostri pensieri, ma anche un modo per modellarli attivamente. In altre parole, la nostra lingua madre influenzerebbe il modo in cui vediamo il mondo e interagiamo con esso. Uno degli esempi più famosi, spesso criticato, è quello sulla lingua degli Inuit, il cui vocabolario comprenderebbe diverse parole per descrivere diversi tipi di neve. Ciò permetterebbe a questa popolazione di accorgersi di piccole differenze, appunto, sulla neve, di cui altre popolazioni parlanti di altre lingue non si accorgono nemmeno. Seconda, il nostro cervello e la negazione. Quando pensiamo a una frase al negativo, in realtà nella nostra mente dobbiamo prima elaborarla come affermazione e poi negarla. Un esempio famoso: non pensare a un elefante rosa. Lo avete pensato? 3. La comunicazione istantanea e contatto fisico. Per millenni gli esseri umani hanno comunicato nella maggior parte delle volte tramite un contatto diretto. Oggi con un semplice clic possiamo parlare a chiunque in qualsiasi parte del mondo. E lo facciamo fondamentalmente con la messaggistica. Questa è un'epoca in cui si scrive in realtà tantissimo. Per la maggior parte dei casi, quindi, la componente di contatto diretto, cioè la componente delle espressioni facciali, del tono della voce, degli sguardi, fondamentalmente viene meno. Quali saranno le conseguenze di questa diversità nella comunicazione, nel linguaggio, rispetto ai secoli precedenti? 4. La teoria secondo la quale tutte le lingue del mondo hanno avuto un'origine comune. È una teoria ancestrale molto affascinante, che sicuramente trova il suo spazio anche nel racconto biblico della Torre di Babele e che farebbe riferimento a una lingua, a una protolingua, una lingua edenica. Secondo alcuni non si parlerebbe del primo linguaggio in assoluto, ma dell'antenato più recente di tutte le lingue oggi presenti. 5. Il rapporto tra indicativo e congiuntivo nella lingua italiana. L'italiano, come molte altre lingue, utilizza due modi verbali principali: l'indicativo, che esprime fatti reali e oggettivi, e il congiuntivo, che esprime possibilità e dubbi. L'uso corretto di questi due tempi verbali è fondamentale per esprimere sfumature di significato complesse. Oggigiorno, però, il congiuntivo viene spesso meno. Per cui arriva questa teoria, l'idea che banalizzare il linguaggio, in qualche modo eliminando, sottraendo dal nostro modo di comunicare il congiuntivo, determina un appiattimento del pensiero stesso, una tendenza a non avere più dubbi o incertezze. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete altri video su curiosità attinenti al linguaggio e alla comunicazione, scrivetelo nei commenti. Intanto mettete un mi piace e continuate a seguire il mio canale. Ciao! Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile. Le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe. Andare, camminare, lavorare. I prepotenti tutti chiusi a chiave. I cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare. Dai, lavorare! Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, rieccoci qua sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Vediamo se il buon Carlo è di bel nuovo nuovamente presente stasera, in modo tale che così l'ufficio cambi può naturalmente essere o completamente operativo. Vediamo, perché stasera, sapete, abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ma lo risolviamo facilmente. Questi sono, gli inglesi li chiamano problemi del primo mondo, signore e signori. Quindi vediamo un po' se il problema del primo mondo si è risolto. Ho l'impressione che forse sì. Forse che sì, forse che no, Carlo. Dovremmo fare come ad A Bocca Aperta negli anni '80 con Funari, ve lo ricordate? Pronto, c'è. Vediamo un po'. Carlo, palesati, ti dobbiamo evocare, mamma mia, stasera dobbiamo evocare Carlo Cambi e invocarlo, vediamo. Carlo, per favore rispondi, noi già siamo pronti a parlare con te. Questo è il bello della diretta, signore e signori, e questo è anche il bello della nostra genuinità, perché francamente se fosse tutto perfettino e montato all'ultimo minuto non sarebbe nemmeno divertente. Comunque, allora, mentre aspettiamo che il buon Carlo si palesi, niente, per adesso Carlo non ha risposto, vabbè, gli mando io un messaggio, vediamo se vuole essere dei nostri o se sta scrivendo un pezzo. Probabilmente quando lui fa così è preso ad assalto perché deve scrivere un pezzo. Comunque vediamo un attimo se riusciamo ad averlo con noi. Ciao Carlo, ci sei? Vediamo un po'.
Nel frattempo vi dicevo le ultime notizie. Cosa tiene banco nel mondo? Nel mondo, anziché occuparsi della questione appunto Al-Masri, questione che la senatrice Erika Stefani ha spiegato in maniera, io credo, estremamente chiara, per cui credo anche che l'argomento prima o poi dovrà anche passare di moda per quanto riguarda, diciamo così, l'opposizione di questo paese, visto e considerato che il ministro Nordio e il ministro Piantedosi hanno dato tutte le spiegazioni del caso. Poi resta un fatto. Certo che se una Corte Penale Internazionale sbaglia a scrivere pure i mandati, del resto vi ricordate Kuno Tarfusser, il dottor Kuno Tarfusser, che cosa ha detto a proposito dei suoi colleghi alla Corte Penale Internazionale? Io mi ero preparato tanto, avevo studiato, avevo fatto, avevo detto, e però quando sono arrivato lì ho trovato tante persone che molto spesso erano a digiuno di diritto tra i miei colleghi. Non mi meraviglia se poi scrivono i mandati di cattura e li sbagliano, perché poi dopo, insomma, va bene tutto, però quando poi si scende nell'operatività e tu sbagli a scrivere un atto come un mandato di cattura internazionale, ciaone, insomma, uno gli dovrebbe anche chiedere: scusate, ma allora voi che cosa ci state a fare? Poi quando io gliel'ho chiesto a Tarfusser, vi ricorderete, un paio di settimane fa, giustamente lui si è un po' risentito dalla domanda che gli ho posto, ma siamo sempre lì. D'accordo, la Corte è stata fondata a Roma, d'accordo, tutto quello che volete, dopodiché uno dice: benissimo, l'utilità di questa realtà che non riesce manco a scrivere i mandati di cattura, che addirittura fa contrordine compagni e tutto il resto, in concreto che figura ci fa? Mi pare che questo lato della faccenda non sia stato molto discusso e analizzato, ma comunque sopravviveremo anche a questo. Cosa tiene per il momento banco nel mondo? Siamo sempre lì, siamo al fatto che Trump quest'oggi è andato a fare il breakfast prayer. Che cos'è? È un evento che dal 1953, quindi al tempo della presidenza di Dwight Eisenhower, detto Ike, si tiene a Washington dopo l'insediamento del nuovo presidente, ed è una mattinata in cui ci sono questi 2000 esponenti di varie confessioni, comunque prevalentemente cristiane, che pregano insieme ai deputati e ai senatori per il paese, pregano per il presidente. Perché? Perché l'America, che se ne dica, è una nazione che ha una sua idea di Dio, è una nazione che ha una sua idea religiosa, non è una società materialista come spesso si sente dire, con un certo stereotipo e anche con un certo riduzionismo. E allora il presidente Trump, trovandosi facendo, ha ripreso il concetto del piano per Gaza, quindi gli Stati Uniti dovrebbero prendere possesso o comunque occuparsi a lungo termine di Gaza, e poi dopo questa occupazione a lungo termine di Gaza si vedrà. Nel frattempo i Gazawi dovrebbero essere trasferiti in Egitto e Giordania. Il ministro degli esteri Israel Katz, trovandosi facendo, ha detto: ma veramente, scusate, Gideon Sar, Katz era il suo predecessore, Gideon Sar ha detto: vabbè sì, però bisogna anche assicurare il fatto che i palestinesi possano avere il diritto di chiedere di essere trasferiti altrove e possano avere il diritto di andarsene. Alte grida da parte dell'Iran, alte grida da parte della Turchia, che parla di genocidio politico, alte grida da parte del mondo arabo, che non li vuole. Sostanzialmente quello che sta avvenendo fuori è che nessun paese arabo vuole i palestinesi in casa sua, e questo dovrebbe essere anche motivo di meditazione e di riflessione per tanti discorsi e per tanti supporter pro-Pal. E poi ancora, dopo tutta questa discussione, comunque Trump ha ripreso questo concetto, lo ha riaffermato. Tra l'altro la BBC dice che lo staff di Trump nulla sapeva di questo piano fino a quando Trump non ne ha parlato direttamente con Netanyahu. Altra cosa che è venuta fuori stamattina l'ha scritta Stefano Graziosi. Difatti credo che
sarà bene fare una chiacchierata con lui la prossima settimana, averlo nostro ospite qui a Zoom. Graziosi dice: guardate che, attenzione, questo è un gioco, perché questo gioco serve a far sì che l'Arabia Saudita entri in partita e sia l'Arabia Saudita a occuparsi, tra l'altro, delle ingenti spese per la ricostruzione e in particolare degli ingenti lavori da fare per mettere le cose a posto. Però, tutto sommato, fatto questo lavoro, fatta questa roba qua, dovrebbe succedere, appunto, dovremmo arrivare al punto che probabilmente, insomma, ci potrebbe essere un modo per avere un allargamento degli accordi di Abramo, una presenza di Riyadh in quel di Gaza che andrebbe bene a Israele, e naturalmente si porterebbe avanti questo piano di dislocazione. Insomma, le polemiche non si placano, lui continua a dire che lui vuole essere the peacemaker, il costruttore di pace, e di essere pronto, che ha detto anche che i 4 anni d'oro dell'età dell'oro dell'America sono appena cominciati. Insomma, come potete immaginare, la discussione è molto, come potremmo dire, molto accesa sull'argomento, e però questo piano non sembra prendere molto spazio. Ma adesso siamo riusciti a contattare lui, l'uomo del giovedì, l'uomo che noi portiamo particolarmente nel cuore, egli, il gran maestro Carlo Cambi. Buonasera, gran maestro. Sì, ci sei? Pronto? Carlo, sono due, ben Pronto, trovato, pronto, ciao. pronto. Siamo pronti noi, tu? Io sono pronto, io non mi sento. Però mi hai risposto che non mi senti. Ma ti sento piano, ora invece ti sento giusto. Come stai, Antonino? L'uomo che ce l'ha d'oro. È arrivato 10, la grande paura dopo il 7 ottobre. Bellissima carta, bellissimo libro, bellissima delega che mi hai fatto. Sono quasi commosso. Grazie Carlo, io È un bel libro, sono compratelo, contento. La grande paura. 10 interviste a 10 persone che spiegano come talmente essere ebreo oggi è peggio che essere lo Stato nel 39. Infatti. E vorrei come diventa... partire da Gaza River. Anzi, ecco appunto, ma senti Carlo, Beach, Gaza River. Ma sto Trump che dice tutti i santi giorni che deve prendersi Gaza, che bisogna ricostruire. Stamattina Graziosi sulla Verità dice no, guardate che è tutto teatro, perché in realtà la ricostruzione passerà. Mi dispiace per il collega Graziosi, ma non ha capito poco di questa cosa. Ma l'hanno capito poco in tanti questa cosa. Allora, possiamo provare a spiegarlo? Ce la facciamo, Antonino? Fino alle 19:45 sì, se a te regge la batteria del telefono, quindi... Sì, la batteria del telefono, il problema è che mi regge la pompa, vista l'età, capito? Poi ti dico che cosa mi ha detto Giorgio Guido Lombardi, il vicino di casa di Trump, su questa cosa. Vai. Ah, ok. Allora, secondo me non hanno capito nulla, o anzi hanno capito abbastanza poco, perché il ragionamento, fra l'altro, me lo faceva Antonia Aslan, con la quale ci siamo confrontati a lungo. Non so se sapete chi è la signora Aslan. Come no, la professoressa Arslan, che è una testimone coraggiosa, 87 anni, scusate, non si dice l'età delle ragazze, ma nel lei... suo caso va detta, perché proprio a maggior ragione si batte come una leonessa per il Nagorno-Karabakh e per le sue radici armene. Scusami, prego. È l'autrice di uno dei libri più commoventi che sono stati scritti negli ultimi 30 anni, cioè La maestria delle allodole. È di una lucidità spaventosa, è di una cultura e di una conoscenza del Medio Oriente che veramente ti mette in soggezione. Detto questo, ne discutevo con Antonia e ci siamo trovati d'accordo su un dato. La affermazione 2 popoli e 2 stati è una colossale presa in giro, per il semplice motivo che il popolo palestinese non esiste, non c'è.
non è storicamente determinato, non c'è mai stato un popolo palestinese. Ci sono state delle tribù arabe nomadi in quella zona che si sono affacciate però molti secoli dopo la presenza delle prime tribù, chiamiamole così, ebraiche, e che non hanno una costituency di popolo, di nazione, di Stato, ma tant'è vero che, come sapete, metà della popolazione israeliana è costituita da arabi. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che in quell'area un popolo palestinese non esiste, e non esiste una cultura palestinese, non esiste uno specifico palestinese, esiste uno specifico del Sinai, se volete, ma non uno specifico palestinese. E allora perché questa storia dei due popoli e due stati? Perché nacque con la concessione del 48, del 46 per la verità, quando si decise di assegnare a Israele un pezzo di deserto, e per giustificare perché ci doveva essere un altro pezzo non tutto israeliano, si inventò uno Stato di Palestina. Ma lo Stato di Palestina è una cosa, il popolo palestinese è un'altra. Ovviamente, chi è che disse no allo Stato palestinese nel 48? Chi fu? Gli arabi. No, furono i palestinesi, furono gli arabi che dissero non lo vogliamo, ok? E oggi giustificare l'esistenza di un popolo palestinese ha un solo scopo: perpetuare la legittimità, fra virgolette, di Hamas e dell'autorità politica palestinese, che sono due superspiegazioni, una criminale, l'altra affaristico-burocratica, che servono esclusivamente ad un'oligarchia per tenere sotto schiaffo oltre 2,5 milioni di persone che sono schiave di Hamas e dell'autorità palestinese. Quindi riconoscere uno Stato palestinese con la forma due stati di due popoli significa legittimare lo schiavismo a carico degli arabi di Palestina, perché la giusta denominazione di quella popolazione non è popolo palestinese, ma arabi di Palestina. Chiaro? E perché gli egiziani, i giordani, i catarioti non li vogliono? Per un semplice motivo, perché sanno perfettamente che in mezzo a quei 2,5 milioni si celano alcuni dei peggiori criminali che l'umanità conosca. Ed ecco che il piano di Trump non è di fare Gaza Beach, ma è di liberare da presenza umana quel pezzo di terra, di disperdere la base militante di Hamas e dell'organizzazione palestinese, per poi costituire effettivamente uno Stato su base democratica, operazione che, se tu lasci i palestinesi lì, non puoi portare a termine, perché, come ha dimostrato anche la liberazione degli ostaggi, Hamas fa valere tutta la sua prepotenza militare stragista. Questa è la situazione vera. Esattamente. 10 secondi di pausa, perché sono le 19:01 e torniamo subito. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Le 19:01 e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Carlo Cambi al telefono per l'ufficio Cambi. Carlo, ma allora che si fa? Ma secondo me si fa quello che ha nella testa Trump, e cioè di mettere quel pezzo di terra sotto protettorato americano, che piaccia o non piaccia agli altri, e poi, una volta fatto questo, di fare quest'opera di bonifica, punto. Il punto qual è? Perché Trump vuole tirare l'Arabia dentro i cosiddetti patti di Abramo, cioè quelli che aveva firmato lui? Perché sa perfettamente che l'Arabia ha particolarmente sulle scatole il Qatar e Dubai,
e non vuole che ci sia una saldatura dei palestinesi con i qatarioti, e quindi potrebbe, in maniera molto musulmana, cioè dissimulando, o se volete in maniera molto bergogliana, o se volete in maniera molto peronista, cioè guardare a destra per fare le cose a sinistra e viceversa, potrebbe poi alla fine acconsentire. Tieni presente che Trump imprenditore, cioè in quanto Trump, non in quanto Presidente degli Stati Uniti d'America, sta già lavorando da alcuni anni con l'Oman e in parte con l'Arabia per costruire in Oman e in Arabia dei resort di lusso per i ricchi occidentali. Quindi l'idea di trasformare un teatro di guerra in teatro di svago, che può sembrare folle, sta pigliando piede. D'altra parte, se ci fate caso, Dubai e Abu Dhabi, che sono peraltro fortemente influenzati dalla cultura musulmana nella struttura statale, sono diventate le Disneyland dei ricchissimi del pianeta, e quindi questa contaminazione consumistico-edonistica può produrre un fiaccamento delle istanze bellicose musulmane. E secondo me Trump, che è uomo di buon godimento della vita, che ha passato molta parte della sua vita anche a Las Vegas, è convinto che il potere dello svago, del dollaro, della vita facile abbia la primazia sulle istanze revanciste. Faccio notare, per esempio, che gli arabi che vivono in Israele, che quindi sono pagati in soldi israeliani, che hanno stipendi israeliani, che vivono in case israeliane, che condividono la democrazia israeliana, perché gli arabi israeliani votano, e quindi quando si dice nella Knesset ci sono i partiti oltranzisti, qualcuno ce li ha mandati, e forse chissà qualche arabo vota anche per i partiti oltranzisti, vivono benissimo. E sono convinto che fra i 2,5 milioni, un po' meno, 2,2 milioni di cosiddetti palestinesi che stanno a Gaza o in Cisgiordania, se a 1,5 milioni gli dai degli stipendi americani, gli fai vedere le donne con le pinne dei fuori, gli fai giocare alla roulette, gli fai vedere un po' di whisky, la voglia di molto molto velocemente. Credo che questa deterrenza della felicità dell'esistenza sia una delle armi diplomatiche che Trump maneggia con cognizione di causa meglio di molti altri. Insomma, il business fa bene a tutti e piace a tutti. Ma assolutamente sì. Speriamo lo capiscano anche in quel di Gaza. Senti, Carlo. Storiella. Perché a quest'ora possono raccontare delle storielle, giusto? Certo. Pronto. Puoi raccontare che vuoi tu. No, ma i nostri ascoltatori, vi racconto una storia che si dice sia avvenuta realmente, ma capigliamola anche dal punto di vista della barzelletta. Si dice che molti anni fa a Spoleto ci fosse un antiquario di particolare valore che a un certo punto stringe amicizia con un cardinale di Curia, il quale ha la passione per giocare a scopa, a carte, e tutti i venerdì questo cardinale va a trovare questo antiquario di Spoleto e giocano finché un giorno questo antiquario di Spoleto, evidentemente in una crisi di coscienza, dice al cardinale: scusi, io sono un uomo depravato, ho fatto cose in giro per il mondo che non si possono dire, ho approfittato di suore, di bambine, di donne incinte, insomma ho fatto le peggiori bassezze. E il cardinale, senza neanche ascoltarlo: asso, gobbo, 3, no, eminenza, mi ascolti, lei mi deve perlomeno assolvere, se no io come faccio a guardare negli occhi? Io sono un uomo reprobo. Questo insiste e dice: oh, ascolta me, peccato de fregna, il Signore non lo segna. Capito? Questo è per dimostrare che cosa? Che alla fine, se tu agli umani gli consenti di alzare il loro tenore di vita e di alzare il loro tenore di percezione del bello, del buono, del come ti posso dire, del paradiso in terra, le armi le depongono. Fattici caso, che cosa viene promesso al terrorista islamico?
che andrà 72 in Canada vergini. e avrà le vergini, e avrà fiumi d'oro. Perché? Perché vive in una condizione pessima nella sua esistenza terrena. Fateci caso, andate a vedere le grandi moschee come vengono costruite oggi ad Abu Dhabi, in Arabia, in Qatar. Sono enormi, sono magnifiche, sono splendenti di ori, di marmi, di luci, di arazzi, di mosaici. Perché? Perché fanno quello che abbiamo fatto noi, smettendo col tempo, mentre da 400 anni con le cattedrali, e cioè dimostrare che la gloria di Dio è fatta di bello e di immenso. Ed è chiaro che se tu a uno che vive mangiando prosciutto di Carmelo una volta alla settimana gli fai vedere che esiste il bello dell'immenso e gli prometti che se mette una bomba ammazzando gli infedeli, quell'immenso e bello gli apparterrà per l'eternità, quello la bomba la mette. Ma se invece quell'immenso e bello glielo fornisci in piccole dosi tutti i giorni, probabilmente la bomba non la mette. E la strategia di Trump, dico di Trump per dire in realtà la strategia della lobby americana occidentale è esattamente quella: togliere le radici dell'odio innestandole con le radici del benessere. Se questo funzionasse, fosse vero, e si potesse fare questo spostamento di popolazione, vedreste che il Medio Oriente viene pacificato. Qual è l'interesse degli arabi a che questo succeda? L'egemonia nell'area. D'altra parte, se voi avete a che fare con un ambasciatore, con un diplomatico, non degli Emirati, non del Qatar, ma dell'Arabia Saudita, vi renderete immediatamente conto quanto è occidentalizzata la loro politica, quanto si pongano in termini di business is business senza sovrastrutture ideologico-musulmane. E secondo me il tentativo che sta facendo Trump, che ha un altro problema, sterilizzare il patto di Erdogan, che è un doppio cifista veramente spaventosamente riprovevole, e lo può sterilizzare solo se fa nascere in quell'area un potere molto più forte, molto più affidabile, che faccia da contraltare alla Turchia. E l'Arabia Saudita è il paese che ha quella condizione. Tenete anche presente che l'Arabia Saudita è il nemico giurato per questioni sciiti sunniti dell'Iran, e che quindi se si leva il pericolo Iran e si pacifica l'area, quel pezzo di mondo viene sistemato. Ultimo incognita che rimane è la Siria. In questo momento la Siria sembra dormiente, ma io sono fortemente preoccupato perché il nuovo governo siriano non è affidabile, è sicuramente meno antipatico di Bashar al-Assad, ma sicuramente non è meno sanguinario. E certo, c'è bisogno di un intervento urgente, c'è bisogno di stabilizzare quell'area lì. Ecco perché Trump si vuole intestare la pacificazione della Cisgiordania. C'è una telefonata, Carlo, la prendiamo? Prego. Pronto, chi è là? Pronto? Niente, era timido. Riprova, sarai più fortunato. No, allora sono i servizi segreti. Speriamo di no. No, perché se tu sei convinto di non essere sotto sì, mi sento, ecco. Ah, ecco, sì. ecco. Mario, ci sei? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, Pronto, siamo tutti Mario, pronti. Dai. Non è come va? E cambi, che si dice a Macerata? Che si dice? A Macerata si dice che ci avrei un caso da raccontare, anche dopo lo racconto, così lo raccontiamo anche ai vertici della Lega che magari capiscono che devono intervenire su alcune situazioni locali. A Macerata si dice che c'è una giunta di centrodestra che sta facendo un gran casino. Andiamo avanti, dai. Ma perché? Dovuto a cosa? Dovuto purtroppo a
inesperienza per certi versi e incompetenza per altri versi, e anche per egocentrismi e ambizioni eccessive. Quando il politico di centrodestra smette di avere rapporti con la base elettorale e si chiude nell'autoreferenzialità, fa esattamente quello che fanno quelli del PD, e a quel punto la gente non avverte il cambiamento e ti toglie la fiducia. Questo è quello che avviene. Ma eppure dicevano che adesso non conosco la situazione di Macerata, speriamo di non fare la fine dell'Umbria, perché l'Umbria è una regione governata abbastanza bene. Purtroppo te l'ho detto, c'è stata quell'alleanza perniciosa tra preti e comunisti, è stata un'armata che è invincibile. In Umbria c'è il capitolo generale dei francescani, cosa che nelle Marche non c'è. È vero che c'è Loreto, ma insomma non... Speriamo, perché aver perso, guarda, te lo dico, Cambi, lo sai meglio di me, per me, io non sono umbro, l'Umbria è la più bella regione d'Italia, perché la dolcezza delle sue colline, i suoi abbazzie, cioè paesini e cittadini che sono dei presepi, come Spoleto, Assisi, Todi, Foligno, Città di Castello, Gubbio, Norcia, Cascia, non ce le ha nessuno. E quando tutti hanno un po' di soldi, va bene, i ricchi, oltre che sul lago di Como, anelano tutti avere almeno una villa in Umbria, un casale in Umbria. E questo è stato un vero peccato, averla riconsegnato ai cattocomunisti è stato un'autentica bestemmia, veramente, peccato. Che posso dire io? Vabbè, io quello che volevo dire oggi, lo sai che cosa? Io sai, a me quelli che dicono ma ecco qui il complottista, non esiste, ma tu sai meglio di me, caro Carlo Cambi, che dalle Indi di marzo di Giulio Cesare fino a Kennedy, fino a cosa, i complotti ci sono sempre stati, la storia è fatta di complotti e di cose che non si possono dire. Io vedo che come una goccia cinese, che questo governo in Europa sta avendo un successo, e nel mondo la Meloni sta allacciando rapporti con tutti quanti, è come se è stato un input, no? Che deve cadere a tutti i costi, perché sembrano cretinate, no? Che magari lo rafforzano da un punto di vista del consenso, no? Gli fanno aumentare i voti, ma una volta al MASNI, adesso c'è il problema delle spie, domani ci sarà è come una goccia cinese, continua, che se anche questo governo è forte anche nel consenso popolare, alla fine la goccia cinese buca la pietra e crollerà per eventi esterni, perché caro Cambi, tu sai meglio di me che dalla fine della guerra, da Yalta in poi, quando hanno deciso con un tratto di penna le frontiere, i governi non sono mai stati decisi in Italia, ma altrove. Prima c'erano gli Stati Uniti. Pronto? Mario, se mi permetti, sono d'accordo con te fino a lì. Non sono d'accordo sull'attualità. Ti spiego perché. Perché chi vuole far cadere la Meloni sta a Bruxelles. Appunto, a quello che io sto dicendo, oggi l'America se ne strafotte dell'Europa, è Bruxelles che sta... Allora, vedi ma non è vero, scusate, una alla volta, Carlo. Vedi, sì. Poi dopo ti rispondo. Sì, Carlo, dicevi. No, vedi Carlo, il fatto che ci sono stati i fenomeni passeggeri, c'è stato Renzi col suo 40%, poi c'è stato il Grillo col suo 33,5%, anche la Lega ha avuto il suo 34%. Ora il melonismo, la Meloni, io sono leghista, non sono di Fratelli d'Italia, orgogliosamente leghista, a differenza degli altri tre personaggi è più intelligente, furba e strutturata e soprattutto sa le lingue, cosa che i tre personaggi di prima non sapevano, e ha lasciato rapporti internazionali, amicizie internazionali molto potenti, Damasco e cosa, tutti quelli di affari, Fincantieri, l'altro giorno è stata una commessa da 9 miliardi e queste cose qua. Quindi a livello politico è molto più strutturata
E soprattutto non ha scheletri nell'armadio, come diceva quel magistrato nell'intercettazione, perché gli hanno scandagliato la famiglia fino alla 7ª generazione. E di questo, perché se questa solidifica nel tempo il suo potere, farà un ciclo come la Merkel, cioè di più anni. Ecco perché la devono far cadere prima, perché questa è strutturata, a differenza sia di Renzi, che era un furbacchione fiorentino e basta, va bene, di Salvini che è un bravo politico, ma purtroppo c'è il limite che non conosce le lingue e non è cattivo, è feroce, e di Grillo che è un fenomeno da baraccone. La Meloni c'ha tutto questo, è feroce, è volitiva, conosce le lingue ed è intelligente. È di questo che hanno paura, che nel tempo questo potere sia un ciclo di anni, non un fuoco passeggero come per gli altri 3-4. Ecco perché ci sarà come una goccia cinese, ogni giorno ce ne sarà una, e adesso la Corte Penale Internazionale, e dopo gli spioni che indagano quei giornalisti, e poi ce ne sarà un'altra, e poi vedranno che 20 anni fa magari lei ha sputato una volta per strada o ha messo la macchina in doppia fila. Non gli daranno pace, non gli daranno tregua, perché questa è strutturata. Ciao Cambi. Ciao. Carlo. No, non credo che sia così, onestamente. Cioè, credo che ci sia una forte tentazione di mandarla a casa da parte delle lobby di Bruxelles, che hanno capito una cosa, che l'Italia non è più un selvo sciocco. Ma c'è un tema del quale si tiene poco conto, e cioè che la nuova configurazione, purtroppo derivante anche dagli eventi tragici che abbiamo visto in Medio Oriente, del Mediterraneo, impone che vi sia una forza di sorveglianza nel Mediterraneo al servizio della causa americana. Sostanzialmente si sta riproducendo per via mediterranea ciò che era il muro, ciò che era il favore che l'Italia aveva nel mondo grazie all'esistenza del muro di Berlino. Una cosa che gli osservatori non hanno colto e non capiscono, e che secondo me hanno fatto male a sottovalutare: per quale motivo c'è tutto questo accanimento del PD e delle opposizioni sulla faccenda di Al-Masri, che viene rivestita di pietismo nei confronti dei migranti, si dice, perché la Meloni voleva coprire il fallimento delle sue politiche sulla migrazione. Sappiamo tutti che non frega niente a nessuno dei migranti, a maggior ragione non frega al PD, che come abbiamo visto con l'inchiesta di Palermo li utilizza per impinguare le casse di alcuni suoi iscritti, ma il tema è un altro. Vogliono evitare che l'Italia coltivi una leadership di dialogo anche con i forcaioli del Mediterraneo, e che rafforzi la sua posizione di fornitore di energia attraverso l'ENI e i contatti che l'ENI ha in quell'area del mondo. E i nostri sinistri, che sono ovviamente al servizio dell'internazionale socialista e dunque anche delle economie come quella tedesca e come quella francese, stanno boicottando l'interesse nazionale per far sì che l'Italia non acquisisca questa sua, come posso dire, posizione egemone e questo rapporto privilegiato, anche perché questo rapporto privilegiato potrebbe scardinare le consuetudini brussellesi, nelle quali il ceto medio dei cacicchi della sinistra europea ha campato sulle spalle dei contribuenti. Quindi la battaglia su Al-Masri non è affatto una battaglia legata all'immigrazione, al rispetto dei diritti umani, bla bla, tutto questo ciarpame ideologico che ci viene ammannito, ma è il tentativo di scardinare il percorso dell'egemonia italiana nel Mediterraneo voluto dagli Stati Uniti d'America. No, il percorso di egemonia italiana nel Mediterraneo non è soltanto qualcosa che giova agli Stati Uniti,
ma che soprattutto giova anche a noi, perché qui torniamo a un discorso, come al solito, è evidente. che abbiamo fatto, e qui Bettino Craxi dalla sua foto appesa al muro vicino al computer sta sorridendo più forte, cioè è il recupero della nostra politica araba nel Mediterraneo. Esatto, non è nient'altro che pigliare ciò che aveva fatto Andreotti, che aveva fatto Craxi Esatto. meglio di Andreotti, che aveva fatto De Michelis su impulso di Craxi, che Che poi aveva ha fatto Moro. Minniti, che poi ha fatto Minniti. Parliamoci chiaro, non è che Minniti ha fatto qualcosa di differente, non è che i presidenti che si sono succeduti a Leni abbiano fatto qualcosa di differente. Noi sempre quella posizione abbiamo avuto. Oggi a maggior ragione rafforzata, perché è cambiata la centralità del Mediterraneo nel quadro geopolitico, e non comprendere che mettere in discussione questa strategia italiana in Medio Oriente, nel Mediterraneo, e far diventare l'Italia protagonista anche della ricostruzione del Medio Oriente è un danno alla nazione. Soltanto la grettezza intellettuale dell'attuale segreteria del PD e gli interessi, diciamo, cinesi che rappresentano 5 Stelle può giustificare, punto. Non vedo errori in quello che stai dicendo, caro Carlo. Non vedo errori. Io condivido pienamente la tua idea e la tua visione. Aggiungerei anche un'altra cosa. L'Italia non può perdere per nessun motivo al mondo questo momento, perché questo è il momento in cui si ridisegnano gli equilibri anche in Europa, e questo significherebbe porre anche un freno sia all'arroganza tedesca che soprattutto a quella francese, dove c'è un morto che cammina politicamente parlando, uno che politicamente parlando lo possono invocare ormai solo col tavolino a 3 gambe, che è Macron, il quale però si permette di dire dobbiamo stringerci, dobbiamo fare i duri con Trump. Cioè è come Mike Tyson contro il nano Bagonghi. Ma di che cosa stiamo parlando, Carlo? Me lo spieghi? No, ma tieni presente che lui ha una paura fottuta di che cosa? Cioè, tra le tante paure che può avere Macron, ce n'è una in particolare. Macron ha sempre scommesso che se ci fosse stato il famoso esercito europeo sarebbe stata attrazione francese, per la nota ragione che sappiamo tutti, cioè che loro hanno la bomba atomica, no? Sì. In quale posizione si trova oggi Macron nei confronti di questa idea di fare l'esercito europeo? Si trova nella scomodissima posizione di avere un'industria militare italiana che dialoga direttamente con l'industria militare americana. Esatto. E che viene ritenuta politicamente e diplomaticamente più affidabile. Allora tu capisci che se a un francese gli capita di essere sorpassato nella percezione di grandezza da un italiano, altro che Bartali di Paolo Conte, se mi spiego. Ma De Gaulle glielo disse a Montanelli: l'Italia, signor mio, non è un paese povero, è un povero paese. E Montanelli 30 anni dopo disse: mi rincresce ancora di non essere malzato e andato via, quando mi ha detto sta cosa. Esatto, capisci? Allora c'è questo. Poi c'è l'altro aspetto, e cioè che sanno perfettamente i sinistri nostri che cadrà il baluardo tedesco, e quindi fanno di tutto, ma stanno facendo di tutto per evitare che ci sia il crollo verticale della struttura europea come l'abbiamo conosciuta fino adesso, perché sanno perfettamente che è il loro unico spazio di rivendicazione politica. Ma una cosa che nessuno dice, e che è però nella sostanza delle cose, si arriverà a ridiscutere il patto di stabilità, perché per i tedeschi quel patto di stabilità sta diventando insostenibile. Sembra un paradosso, ma sta diventando insostenibile. Carlo, tra l'altro c'è una marabeffa in questa cosa che tu stai dicendo, perché avantieri c'è stato Roberto Giardina qui da noi, ha parlato con me della Germania, perché appunto lui, come sai, scrive di Germania per Italia Oggi, e lui diceva una cosa, che peraltro per fare la modifica costituzionale, quella
che diciamo abolisce il divieto di fare ulteriore debito, e ci vogliono pure i voti dell'AfD. Certo. Minchia, cornuti e mazziati, Carlo. Certo. Però non è bello gioire delle disgrazie altrui, però. Ho capito, questi sono 30 anni che ci martellano scusami. Prego. Ci avremo pure anche noi il diritto ogni tanto di, come dire, di dire, ma l'avevamo detto, no? Ma la cosa, facci caso, è talmente vero quello che io ti dico, che non so se hai notato che c'è il signor Prodi che si agita moltissimo ultimamente, e tutti dicono si agita perché vuole far fuori la Schlein. È probabile che ci sia anche questo come obiettivi, ma secondo me si agita per un altro motivo. Perché? L'uomo è un reggiano particolarmente bilioso. Sì, è vero. Ed ha una gran paura che si capisca che chi ha rovinato il popolo italiano è lui. Perché la verità vera, storicamente vera, è questa. E il fatto che però se l'impalcatura europea, così come è stata concepita, non regge, non tiene, sarà evidente che chi ha rovinato il popolo italiano si chiama Romano Prodi, con tutto quel milieu che lui si porta dietro. E questo non lo possono sopportare. Facci caso, tutti i soloni di quella strategia economica, parlo di Monti, parlo di Prodi, fortunatamente Draghi ha capito che deve stare un po' a cuccia perché continua a smentire se stesso con quello che dice e afferma, si sono come le lumache dopo la pioggia, sono tutti riemersi, ma riemergono c'è un esempio meraviglioso che ho letto 2 o 3 giorni fa sul Sole 24 Ore. Il giornale, ti ricordi che titolò ai tempi della famosa lettera di Draghi e Trichet a Berlusconi, il famoso fate presto, te lo ricordi? Sì, sì, la lettera che Berlusconi gli rispose con un forte abbraccio, Silvio. E anche lì tutti i commenti, gli abbiamo scritto la cartolina. L'ispiratore di quel fate presto, che vabbè anche lui era nato nel milieu della domani te lo dico, nel milieu del Prodiano, diciamo è uno dei Draghi Boys. Sì. Questo signore Marco Buti, allievo di Padova Schioppa e candidato a direttore generale del MES, cosa di cui non si parla più. Ti ricordi che se non si è sparito completamente. È sparito completamente. Bene, questo signor Marco Buti, che è quindi un integralista dell'Europa, eccetera, eccetera, non più tardi di una settimana fa, anzi forse qualcosa meno, aspetta che ricerco l'articolo che ce l'ho qui nel mio database, uscirà prima o poi, va a Fanziena tutte le volte che cerchi. Allora, mentre lo stai cercando, diamo uno stacco di 10 secondi e torniamo subito. Andiamo da Marco Buti, vai. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Marco Buti, c'è una telefonata, la vogliamo prendere? Sì, prendiamola. Pronto, chi è là? Buonasera Antonino dal Veneto. Ciao Antonello. Veneto glorioso. Buonasera al professor Cambi intanto. Buonasera. È veramente un piacere ascoltarla, anzi le faccio anche i miei complimenti vivissimi per il modo in cui svolge questa matassa. E vorrei riprendere da una frase che ha enunciato all'inizio, ovvero è l'Europa che cerca di far fuori il governo Meloni. Sì. Ecco, su questo punto, a mio avviso, ritengo che la compagine governativa non abbia ancora capito che sono tutti pronti lì con lo schioppo a farli fuori. Cioè non si preoccupano di capire se i passi che stanno facendo, se
le iniziative legislative che stanno portando avanti hanno già qualcuno che cerca di interromperle, di mettere un freno. Ecco, sono un po' su questo argomento superficiali, perché a mio avviso questo governo dovrebbe avere un, chiamiamolo comitato, cioè un organismo che vigila su tutto e su tutti in quello che si dice e in quello che si fa, per evitare di cadere sulla classica buccia di banana. È da questa sera anche la notizia che la CP, la Corte, quella europea penale internazionale, che cosa ha fatto? Ha aperto un fascicolo sull'operato del governo italiano relativamente al caso Al-Masri. E allora vuol dire che c'è proprio una volontà politica di qualcuno che sta sopra per far fuori completamente questo governo del nostro paese. Grazie professor Cambi, veramente complimenti, grazie. Grazie a lei. Mi pare che questo nostro ascoltatore confermi ciò che ci dicevamo prima, cioè c'è un'attenzione abbastanza morbosa di alcune lobby, in particolare quelle europee, per questo attivismo dell'Italia e per il ruolo che l'Italia può giocare. La cosa che mi fa specie è che i commentatori, diciamo così, favorevoli alla Meloni, insomma, cioè, che appartengono alla nostra area, non facciano questo sforzo di intelligenza per spiegare questa cosa, ma accettino il contraddittorio delle Vale De Micheli, Schlein, Bonelli, a un livello intimo, perché loro eseguono ordini di cui non capiscono neanche il senso. Ma ti volevo tornare a Bucci, perché questo pezzo che scrive pone 3 esigenze che l'Europa deve mettere in campo, no? Allora, ti dico, non ridere, La prima, applicazione di nuove regole fiscali, deve impedire le correzioni attuate dai paesi della UE in squilibrio per non ridurre gli investimenti pubblici. Cioè, lui dice, dobbiamo smontare l'idea che non si può fare debito perché bisogna aumentare gli investimenti pubblici. Secondo, è essenziale che la UE si doti di una capacità fiscale centrale permanente, cioè è indispensabile che l'Europa smonti il patto di stabilità, accetti l'idea di fare debito comune e promuova una, come posso dire, politica economica uguale per tutti, ivi compreso l'abbattimento dei paradisi fiscali. Ora tu ce li vedi, gli olandesi, i portoghesi, gli irlandesi, che corrono a dire alle multinazionali alle quali praticano tasse del 12%, vi dovete allineare all'Italia con una tassazione media del 38%, ce li vedi? Come no? Nell'occhio destro ce li vedo, nel sinistro ci vedo la causa contro Google. Di tutto e di più, dire sì, avete ragione, dobbiamo fare debito comune. Terzo, ascolta questo perché è meraviglioso. Vanno potenziati i moltiplicatori delle politiche nazionali di bilancio, ampliando l'impatto di quelle spese ed entrate che sono legate alle fluttuazioni economiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire smontiamo il patto di stabilità e consentiamo ai paesi, a seconda di che ciclo economico c'è, di fare debito e di aumentare la spesa. Questo lo dice un signore che è stato candidato a direttore generale del MES e che è l'espressione più diretta del rigore tedesco amplificato da Prodi, da Draghi e da Mario Monti. Allora la domanda è: perché ci dobbiamo continuare a far prendere in giro? E perché da 30 anni, da 20 anni a questa parte, da 24 anni a questa parte, quando è entrato in vigore l'euro, questo paese non cresce e la Germania invece ha un surplus commerciale medio di 300 miliardi all'anno in 20 anni? Perché?
Perché dobbiamo rispettare dei patti fiscali che sono scritti per deprimere le economie che possono fare concorrenza alla Germania? E oggi ci viene detto che abbiamo i salari bassi, che abbiamo la bassa produttività, come se fosse responsabilità dei governi italiani e non di questa gabbia assurda che abbiamo costruito in Europa. Perché? Bella domanda. Insisto, perché devo accettare l'idea del Green Deal in danno quasi ed esclusivamente dell'agricoltura italiana? Perché? Ecco, io vorrei che l'opposizione prima mi rispondesse a questi perché e successivamente dicesse che cosa vuol fare quando va al governo. Ma di questi perché non vuole discutere? Sostanzialmente non ha niente di cui discutere, perdonami. Ho capito, ma se continuiamo a dare per buono nell'informazione, nei talk show, nei dibattiti, che esistono i salari bassi per responsabilità dell'economia italiana e non siamo in grado di spiegare che i salari bassi esistono perché è stato sbagliato entrare a quelle condizioni della moneta unica, e si fa fatica poi a far formare un'opinione pubblica che sia consapevole di ciò che realmente è successo. Infatti, caro Carlo, infatti. Senti, ma in tutto questo, no? A maggior ragione i migranti e gli affari che si sono fatti. Parliamo. Anche lì, no? L'hai vista la Schlein ieri, come si infervorava su questa cosa qua, no? Sì. Dicendo alla Meloni, lei il presidente del Coniglio che non viene, ci nascondete la verità, perché la verità è che voi volete difendere il vostro fallimento delle politiche migratorie. Se io fossi stato uno del governo, avrei preso il mandato di cattura a carico del tesoriere del PD di Salerno e avrei detto: noi ci opponiamo a che i migranti servano a questo. Avrei preso il rinvio a giudizio della moglie e della suocera di suo Mauro, avrei detto: noi ci opponiamo a che i migranti vengano usati per questo. Avrei preso il libro scritto da Stefano Buzzi dal titolo Mafia Capitale e avrei detto: noi ci opponiamo a che la 29 giugno sia servita a pagare gli stipendi della Federazione Romana del PD attraverso le sovvenzioni che gli derivavano per l'accoglienza dei migranti. Infatti. Perché come mi ha detto in un'intervista che c'è ora sul Panorama, che è in edicola, un uomo di grandissima cultura, veramente di grandissima cultura, che ha pubblicato un libro assai interessante, è uscito ora per il Mulino, ed è il professor Graziosi. Lui mi dice: guardate che la faccenda delle migrazioni è un tema, ma è un tema che va affrontato in questa maniera. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di migranti, perché è vero, le popolazioni nostre diminuiscono, abbiamo bisogno di, tra virgolette, nuove braccia, anche nuova popolazione, ma il modo c'è. Bisogna andare a pigliare o fare entrare coloro i quali sono più affini a noi, che non spaventano le popolazioni ospitanti. Bisogna fargli accettare la nostra cultura, le nostre leggi, e bisogna fare quello che hanno fatto i romani. I romani, giustamente, mi fa notare Graziosi in questa intervista, si definiscono popolo, ma non sono un popolo dinastico, non sono un popolo di nascita. I romani nascono dalla fusione di Sabini, Etruschi, Latini, no? Quindi sono un popolo politico che nasce come popolo federato attorno ad un'idea di diritto. E allora lui dice:
Il tema della migrazione, se lo prendi con apriamo le frontiere, facciamo entrare tutti, non facciamo discriminazione, non lo risolvi mai. Lo devi risolvere come lo risolvi i romani. Imponi una legge, e se imponi una legge imponi un codice di comportamento, imponi una cultura, imponi un codice di convivenza. Scegli chi far venire e ne fai venire tanti, perché abbiamo bisogno che ne arrivino tanti, e a quel punto la popolazione ospitante, cioè che riceve la migrazione, non ha più l'idea che il migrante sia un usurpatore, un pericolo, il diverso che viene a rompere le balle, ma è un parente che è tornato a trovarti, tra virgolette, ok? Ora io l'ho fatta molto semplice, se uno legge l'intervista si rende conto bene di qual è la portata di questo ragionamento. Ma è questo che bisogna fare. Giustamente dice la Meloni, dice la Lega, dice questo governo, faccio fatica a immaginare un percorso di questo tipo se la pressione migratoria che ho è così forte, è indistinta ed è in mano a organizzazioni criminali. Dunque devo prima arginare il flusso e poi mettere in atto queste politiche, diciamo così, di ricevimento selezionato che mi consentono di avere un ottimo rapporto di convivenza con chi arriva e una profittevole esperienza da questa migrazione. Tutto perfetto. Ma il confronto non è in questi termini. Il confronto è nella migrazione mi serve a mettere in discussione i fondamenti di quella società che ha votato a destra. Esatto. Ok? Sì. Quindi nelle parole della Schlein, nelle parole di Bonelli, nelle parole di Fratoianni, nelle parole dei vescovi stessi, non c'è un minimo di preoccupazione umanitaria. C'è esclusivamente un'idea politica di egemonia attraverso l'annacquamento dei residenti in Italia. Esatto. Carlo, noi dobbiamo chiudere perché ci mancano una ventina di secondi. C'è almeno una cosa su cui possiamo sperare? Stasera che ci beviamo? Allora, io stasera siccome mi sono fatto un sugo, un ragù di pesce, e mangerò delle tagliatelle col pesce, stappo una bottiglia di Contavi Castaldi dosaggio zero, che è uno spumante di Franciacorta di particolare morbidezza e però con delle nuanze agrumate che ben si sposano con l'idea del ragù di pesce. Mi piace molto, caro Carlo, e meglio non potevamo chiudere. Grazie a te, ci ritroviamo il 13 febbraio. Antonino, mi raccomando, La grande paura di Antonino Danna, un libro che dovete leggere come se ascoltaste il racconto di anime che chiedono pietà. Grazie Carlo, grazie di cuore davvero. Ciao Antonino, un abbraccio. Ciao. Grazie, un abbraccio a te e a tutti voi. Allora, noi chiudiamo qui, ci ritroviamo domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà per Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Ci salutiamo con una canzone di Chiago, Flash Christ del 2024, cioè il giro delle bevute. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Ufficio Cambi.